Si riprende questa iniziativa oggi a Siculiana, parliamone. Sì, Borgo Interaction, riviviamo il borgo magico, i borghi antichi, riprendendo il concetto di borgo Genus Loci. Chiaramente ringraziamo il Comune di Siculiana e l'amministrazione e anche l'associazione AXI che ci sta sostenendo in questo evento, che chiaramente è un progetto che va avanti da un po' di anni, e svilupperemo questa sera quella che è un potpourri di musica che va dagli anni 20 per riprendere le sonorità etniche, proprio come interazione culturale all'interno dell'Agorà, appunto della piazza Umberto I. Vi invitiamo questa sera perché ci saranno diversi gruppi, quindi diversi artisti, dai Patti Singer che ci riprenderanno, ci daranno un ventaglio di musica che andrà dagli anni 20 per riandare alle sonorità etniche del Sud Zona, e ancora il magico spettacolo di bolle di Agata Leale e chiaramente le degustazioni assolutamente gratuite per il pubblico, che per quanto riguarda sia la degustazione della mozzarella e della ricotta e del vino, quindi prodotti a chilometro zero. Quindi ringraziamo, ma soprattutto vorrei invitare i nostri giovani artisti, giovanissimi direi, che lanciano questo evento questa sera, che sono Mirko e Valerio Lilto Band. Ehi, allora, che ci volete dire? Allora, prima di tutto ringraziamo la splendida signora Ilaria Bordenga per l'invito, e poi noi non vediamo l'ora di rianimare questo borgo veramente magico per noi, e vi aspettiamo numerosi e non vediamo l'ora di riscaldarvi con la nostra musica. Grazie, quindi ci vediamo questa sera a Siculiana per alle Borgo 20. Interaction alle 20. Ciao!